Allora, Gregorutti, un 2-2 che insomma, sì, per come si era messa va bene, ma lascia un po' d'amaro in bocca, no? Come sempre lascia un po' l'amaro in bocca. È un risultato abbastanza buono, perché comunque Chievo è difficile venire a fare 3 punti. Per come si era messa però un po' di rammarico c'è, perché comunque siamo stati in vantaggio, stiamo controllando la partita, abbiamo preso il rigore ingenuo allo scadere del primo tempo, la partita era già finita. Un po' l'abbiamo subito, diciamo, ci ha tagliato un po' la gamba e di fatto nel secondo tempo siamo entrati in campo un po' timorosi e abbiamo preso subito il secondo gol. Lì siamo stati bravi a racciuffarlo alla fine. Questo tuo pareggio, ma un gol così non te lo cioè, ti viene dal genio del calcio, non è impossibile pensarlo. Ma sì, sono colpi, comunque provi, allenamento, siamo anche fortunati, perché un po' di fortuna ci vuole sempre, ci vuole. Ma che squadra hai visto? Al di là adesso poi del punto che è ottimo, insomma, su un campo difficile, a me è sembrato sinceramente una squadra un pochino in progresso, Crescita, in sì, crescita, giusto? la squadra sotto il punto di vista fisico l'ho vista molto meglio, anche sulle seconde palle eravamo più presenti in campo. Alla fine anche potevamo vincerla, infatti se la partita durava ancora un 5 minuti secondo me potevamo portare a casa la vittoria. Anche perché loro venivano da un turno infrasettimanale, insomma, abbastanza Sì, beh, dispendioso, no? quello sicuramente. E domenica arriva un altro test difficile in casa. Sì, boh, ma come in eccellenza tutti i test sono difficili, sono tutte partite equilibrate che ti giochi alla pari con chiunque, quindi è importante che la squadra ci sia con la testa e che entriamo in campo come oggi con la voglia di far bene, di portare a casa i punti. Possiamo dire che a livello mentale oggi forse è la miglior partita del Tolmese. Sì, beh, indubbiamente, dopo cioè, anzi, meglio di Correnons, è la miglior partita che abbiamo fatto, la squadra. Grazie Greg. Grazie mille.